Salut a tutti, ringraziabili seguoi, settimana noa de Campacui, mu scelto Uenaghese sa settimana, on è prima da no a Gazano a divena per ridroa a Maddalena Massiani, passionata di poesia e di lingua corsa, a ridroiamo subito in casa soia. RCFM e Campacui. Allora, mi sono ridro a Gui, a momenti verrà, quest'anno che bene verrà 40 anni. Bon, so di San Pedro, mi sono mica troppo allontanata, bon, ma stavo ancora e cercavo a costruire tre amiche qui c'erano i derani disponibili e ci siamo messi qui e siamo contenti di un paese dove si campa bene, francamente non c'è nulla che ci dispiace. Allora, a vita, bon, una vita semplice, mi sono maritata da giovane, ho fatto studi in corti e poi dopo abbiamo desideri giovani e dopo ci siamo a capo l'anno 85 siamo installati qui e lavoravamo sempre in corti, bon, e quando dopo il resto tra San Pedro, bon, io sono San Pedraccia da Omoa per San Pedraccio, dunque gli hanno detto Nodini, che era poi da corso e c'erano lei a Gantunque tra San Pedro e Gasanova, antes si frequentava assai, c'è anche appena qualche lì a me barantia, ecco, e siamo contenti di stare qui. La più grande parte della mia vita si può dire l'ho passata qui. La lingua corsa di sicuro che c'è una di mie passioni, sicura che essendo stata levata con gli anni che un sempre in casa parla di lingua, poeti, linguisti, poi mo che scrivi e poi facevo i pezzi di teatro e d'altronde ne profitto per dire che non andavo a una quest'anno a Casano e quello mi faceva assai piacere. Andavo a Arcangiola, la truppa di tutti in scena, messa in scena da Rosolino De Nobile, poi c'è Filippo Guerini, ecco. Dunque c'è sempre una lei, e io ho una passione. Ce l'ha dit che la passione mi è venuta di nuovo appena a scrivere e di parlare grazie a Didia Ostra. E quindi è un affare importante. Bon, so che la gente mi dice, di stemma assente, bon, ci vorrebbe che li diamo in panna, ecco. Sai un messaggio a dire ai Gasanuacci. Allora, già di qualcosa, bon, l'ho fatta appena per i Gasanuacci, per far sta lei, dice radio così allora. Da San Pedro a Gasanova, bella gorta impiediata, una via a Giadiudroa, in su paese, accettata da gente brava e cortese a osso di sto paese. In su un paesolo, come tanti in Corsighella, non ci vorrei fa dolo di nostra gara favela, ma siamo poco oramai a cacciarla di isoguai. E perciò che oggi non passa diama sincera, senza fume né orgoglio, che la sia sempre viera e in ogni luogo parlata sta lingua tanto straziata. Era quella di l'antighi, rimettimola in cultura, femmone cresce i spighi, perché di bigliane gura darà un senso comune che di tutti face uno. E questi pochi vilari, fatti con fede e passione, ma manca pinuccia amari, mando qui con emozione i miei più sinceri abbracci a tutti i Gasanovacci. Et demain, nous irons dans le village de Ben, pour retrouver d'ailleurs une enfant du village. Elle est coach en développement professionnel. C'est Francesca Fanti qui sera avec nous. À demain donc pour notre deuxième étape des Campacui dans le Vénaquais. RCFM et Campacui.